Chakra on the Road e quindi siamo già alla fine della seconda settimana. Diciamo che questa puntata è un po' un giro di boa perché siamo arrivate proprio a metà del viaggio, che vi ricordo dura tutto il mese di febbraio, quindi 4 settimane. Oggi ci troviamo, in questo preciso momento, ci troviamo a Martis, quindi ci siamo spostate stamattina da Bulsi. Per chi ci ha seguito ieri, siamo ancora in Anglona e oggi inizieremo la nostra puntata da qui. Ci troviamo infatti all'ingresso della foresta pietrificata di Carrucana, un sito veramente interessantissimo e un'altra delle unicità della Sardegna. Anche oggi faremo un viaggio nel tempo, ma inizieremo da un tempo molto più lontano. Infatti parliamo di milioni e milioni di anni fa. Poi anzi scusate, prima fateci sapere se sentite e vedete bene. Esatto, così io vado a controllare. Adri controlla come al solito se è tutto a posto, quindi nel frattempo dateci un feedback e io proseguo con l'illustrarvi cosa visiteremo oggi. Quindi ci sposteremo costeggiando il bacino del Coghinas fino ad arrivare a Tula, quindi ci spostiamo dall'Anglona praticamente al Logudoro. Quindi a Tula visiteremo un sito archeologico veramente interessantissimo che è il sito di Samandra Manna, quindi un sito megalittico, diciamo unico, conservato benissimo, quindi veramente molto interessante, non perdetevelo. E poi concluderemo la nostra mattinata all'agriturismo Pedruccado di Tula, che ringraziamo per l'ospitalità, e quindi oggi daremo un pochino più di spazio anche alla parte della cucina tipica e dell'enogastronomia, quindi assolutamente non perdetevelo. Quindi diciamo che dopo una settimana molto intensa in giro, concludiamo con un bel pranzo. Anche oggi, anche il pranzo di ieri è stato super, e quindi insomma anche oggi daremo spazio anche alle tradizioni culinarie che come sappiamo anche sono un patrimonio della Sardegna da valorizzare, è veramente una parte importante del nostro patrimonio culturale, quindi insomma oggi approfondiremo un po' di più anche questa parte. Quindi un'altra puntata da non perdere. Vi ricordiamo come al solito che noi la pubblichiamo alle 21:30, quindi mi raccomando seguiteci per la prima visione, perché anche se come sapete le puntate le potete vedere quando volete, è anche bello vedere chi la sta seguendo contemporaneamente in prima visione e poterla commentare insieme come se fosse una diretta. Come avete visto in questi giorni siamo un po' migliorate coi tempi, quindi riusciamo sempre tranquillamente a essere in orario. Come insomma ormai sapete, per noi sono importantissimi i vostri commenti e la vostra partecipazione attiva, e siamo veramente molto felici che le puntate vi stiano facendo viaggiare anche se da casa, e sicuramente arricchire, no? Anche le vostre mete, le mete delle vostre prossime vacanze, escursioni o tour, chiaramente a seconda di dove vivete. Quindi quello che abbiamo voluto fare è cercare di dare tanti spunti, dare spazio a una realtà sarda che non è statica come spesso ce la presentano, ma in realtà è una realtà piena di fermento, piena di trasformazioni, piena di nuovi progetti che magari non sempre fino adesso sono andati in porto, ma secondo me la cosa più importante da fare in un momento come quello che ci troviamo
non è piangersi addosso per quello che non si è riusciti a fare prima, ma guardare avanti per quello che vogliamo fare oggi, in questo momento e anche domani chiaramente. E quindi per questo ci fa piacere dare spazio a persone che hanno una visione di quello che vogliono fare, di quello che il contributo che vogliono dare al mondo, agli altri, e chiaramente parlando di Sardegna, il contributo che vogliono dare anche a valorizzare la Sardegna, a viverla in un modo più profondo, quindi a viverla in un modo non superficiale, ma in un modo che è interiorizzato, che è un'esperienza importante anche poi nel percorso di crescita di ognuno. Quindi insomma, se ci avete seguito, abbiamo incontrato in queste 2 settimane tante persone interessanti, che hanno dei bei progetti, che hanno le competenze anche da condividere per poter apportare un arricchimento reciproco. Quindi insomma, andateli a trovare, mi raccomando, prendete nota di quelle che sono le vostre mete, le vostre prossime mete in Sardegna. Bene, ragazzi, come va il feedback? A Tutto posto? bene, sì. La linea è ok? Ditemi l'ora. 8:07. 8:07, bene, allora stiamo ancora qualche minuto, quindi che dire, vi ricordo di fare anche, se volete, delle domande per accendere un po' di dibattito, di discussione, non in senso polemico ovviamente, quello preferiamo di no, ma più che altro in senso di approfondire anche alcune cose che si sono viste, anche se avete delle domande per chi ha partecipato insomma alle puntate, poi loro chiaramente, così come noi, risponderemo nei commenti. E ringraziamo come sempre anche tutti i nostri sostenitori. Vi ricordo che se decidete di supportarci con una donazione in denaro, riceverete un voucher di pari valore per partecipare a qualsiasi escursione o viaggio di Sardegna Sacra nell'arco del 2021 a vostra scelta, quindi chiaramente di pari valore, per cui vi varrà come sconto nel caso che scegliate un'esperienza ovviamente di costo maggiore, mentre invece vi varrà anche per partecipare gratuitamente se scegliete per esempio un'escursione giornaliera o comunque un'esperienza più breve e quindi a un costo minore. Abbiamo voluto fare questo non solo per incentivare le donazioni, ma anche perché vi ricordo che il nostro progetto è partito da un'idea di scambio, quindi proprio dalla filosofia dello scambio, per cui ognuno che partecipa avrà in qualche modo, riceverà anche qualcosa. E quindi così noi abbiamo deciso di fare questo viaggio senza sapere nemmeno se saremmo poi rientrate dei costi. Ovviamente speriamo sempre di sì, e quindi di metterci a disposizione. Chiaramente in cambio stiamo ricevendo una bellissima esperienza sia attraverso la condivisione con le persone che stiamo incontrando di giorno in giorno, attraverso le persone che ci seguono. Chiaramente stiamo anche promuovendo quelle che sono le nostre attività e quindi insomma io, come sapete, organizzo viaggi, escursioni, per cui mi auguro che questa primavera possa portare una ripresa nel settore turistico per me, per tutti i colleghi e per tutte le persone che lavorano in questo settore e in particolare in quello che è il turismo culturale e il turismo legato alle esperienze nella natura, quindi escursionismo e tutte quelle attività che rispettano la natura e che hanno anche, diciamo, un approccio consapevole nell'esperienza che si vuole fare. Quindi l'avete capito ormai, noi siamo per un turismo lento e rispettoso, quindi è profondo, quindi niente mordi e fuggi, ma proprio
un turismo legato anche a quello che è un proprio percorso personale di approfondimento e di crescita, che chiaramente non esclude anche il divertimento. Infatti, insomma, anche noi diciamo che ci stiamo divertendo, anche se, insomma, come avrete capito, è abbastanza impegnativo questo viaggio. E quindi anche questi 2 giorni di pausa che ora ci aspettano a partire da domani chiaramente ci vogliono. Vi ricordo però che anche se il sabato e la domenica noi facciamo una piccola pausa, pubblicheremo comunque le foto nell'album riassuntive di tutta la settimana, riassuntive di tutto il percorso che abbiamo fatto, quindi pubblicherò anche l'itinerario e poi insomma a partire da lunedì alle 8 siamo di nuovo online. Bene, da Martis per ora è tutto, ci vediamo all'ora di pranzo dopo pranzo per le foto che vi anticipano come è andata la mattina e poi questa sera alle 21:30 per la 10ª puntata di